Casa svaligiata mentre si trovava in ospedale dopo un incidente. La disavventura è toccata a un anziano di 79 anni di Fontanelle, Umberto Uliana, derubato in pieno giorno in via Calstorta da ignoti che evidentemente sapevano che il pensionato era assente dopo il sinistro. L'anziano, rimasto lievemente ferito in un incidente, era stato ricoverato in ospedale. Quando il fratello si è recato a casa sua per prendere degli effetti personali che gli servivano, ha trovato le stanze sottosopra e i preziosi spariti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che ora esamineranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Continuano a ripetizione gli assalti ai bancomat nella Marca. Dopo Preganziol, San Biagio, Treviso, Quinto, stanotte è stata la volta di Varago, dove ignoti hanno preso di mira il bancomat della filiale della Veneto Banca di via Trevisana. I malviventi sono però dovuti fuggire a mani vuote. Subito è scattato l'allarme e il tempestivo arrivo di una pattuglia dei carabinieri li ha costretti a scappare. Il contenuto della cassetta dei contanti dello sportello automatico è rimasto al suo posto. Restano ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Treviso i 2 centauri coinvolti ieri mattina in un incidente in tangenziale. Intorno alle 9, all'altezza dell'uscita di San Lazzaro, la moto con in sella un 25enne di Scorzè e una 27enne di San Donà, in un tentativo di sorpasso tra 2 auto, ha urtato la macchina che stava superando. Il giovane alla guida ha perso il controllo della moto ed entrambi sono stati sbalzati a terra sulla corsia di sinistra dove stava sopraggiungendo l'altro veicolo che non è riuscito a evitarli. Recuperata dai carabinieri a Fossalunga di Vedelago un Audi A4 risultata rubata la scorsa settimana in provincia di Padova. I 3 occupanti a bordo, travisati col passamontagna, alla vista dei militari hanno tentato di seminare la pattuglia, salvo poi bloccare l'auto, scendere e dileguarsi nei campi. All'interno dell'auto sono stati rinvenuti 2 flessibili, cinghie per il sollevamento carichi, una mazza, un piccone, altri arnesi da scasso e una tanica di carburante.